Buongiorno, solito ritardo di 10 minuti, ormai è quasi un classico. Abbiamo finito di mettere a punto 2 o 3 cose che stavamo facendo con le categorie. Allora, buongiorno a tutti. Voglio ricordare che questo momento, questa trasmissione è fatta un po' per tenere un rapporto con le persone che sono a casa. Insistiamo, continuate a stare a casa. Sembra che i dati stiano migliorando. Sapete che io mi sono sempre rifiutato di entrare a parlare delle questioni sanitarie. Avremo tempo eventualmente un giorno per rielaborare, per valutare, per fare commenti e così via. Non li ho mai fatti, sono un soldato, ubbidisco a quelli che sono i regolamenti, eccetera. Sto cercando di dire che è il caso di cominciare a pensare di riaprire almeno le fabbriche, almeno alcune, ovviamente sempre sotto la massima garanzia sanitaria e dei lavoratori, questo mi pare evidente, ma non può essere che se non morimmo del coronavirus morimmo sicuramente di fame, per cui bisogna che la catena la rimettiamo in moto. Sembra di capire che si comincia a ragionare su questi termini un po' più in generale. I dati sanitari che ci comunicano sembra che stiano un po' leggermente migliorando, ma bisogna stare attenti perché ci può essere ritorno, eccetera, giusto, per cui ci diranno loro cosa bisogna fare. Speriamo insomma che martedì qualcuno possa ulteriormente riaprire. Stiamo ovviamente noi nel frattempo lavorando per capire tutti i disastri che sono successi economici e tutti quelli che ci stiamo aspettando, soprattutto sulla filiera turistica, magari dopo ne parlo. Adesso comincio un attimo con un messaggio per la comunità ebraica, perché oggi inizia il tempo della Pasqua ebraica e mi sembra giusto omaggiare tutta la nostra comunità. Vorrei arrivasse a tutta la comunità ebraica della nostra città e ai tanti amici ebrei che da tutto il mondo ci stanno dimostrando e ci hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e affetto, l'augurio più sincero e sentito per questi giorni di Pesach. Venezia ha con tutta la comunità ebraica un legame che dura da più di 5 secoli, un rapporto di stima e rispetto reciproco che, soprattutto in questi momenti di grande emergenza, dimostra quanto importante sia restare uniti e fiduciosi, che tutto questo finirà e ci troverà ancora più forti. Adesso vediamo se la pronuncio bene no, ma insomma ci vado vicino, per cui abbiate pazienza. Pesach, Kasmer, Vesameach, vuol dire la formula del rito degli auguri in ebraico, ma insomma abbiate pazienza, auguri di cuore a tutta la comunità ebraica. C'è un video del presidente Paolo Grignati che saluto di cuore e ringrazio per questo regalo. Buongiorno, questo è il primo Pesach dopo la guerra che la comunità non può iniziare la festa in ghetto e nelle sue sinagoghe. È un momento quindi difficile e triste. È però un momento che ci ha visto reagire, è un momento che ci ha visto reagire e continuare nella tradizione. Ciascuno a casa sua celebrerà il suo Seder e ciascuno sarà in contatto idealmente con gli altri. Questa è una forza davvero significativa e quindi auguriamo che con questa stessa forza tutta la città sappia affrontare questa crisi e superarla al meglio. Quindi auguri a tutta la città, auguri al sindaco, auguri a tutti. Grazie Presidente, grazie Paolo per questi auguri, ricambiamo di cuore. Stamattina ho parlato, appunto, stavo dicendo prima, con un po' di rappresentanti di categorie, di gruppi, di persone molto preoccupate. Ho parlato con agricoltori, con rappresentanti del mondo dei trasporti, con rappresentanti delle categorie nel mondo del turismo. Per turismo intendiamo appunto tutta la filiera. Ed è venuto fuori un quadro coerentemente preoccupante per quanto riguarda soprattutto proprio la filiera del turismo. Io penso che, lo dico con sincerità, in questo momento a oggi, ma ben contento di sbagliare e di migliorare il giudizio, aggiornare il giudizio, a oggi non si è pensato nulla per il turismo, veramente nulla, non si è capito niente del turismo a Roma. Si pensa di voler finanziare la cassa integrazione, la cassa in deroga sulle 13 settimane che c'è l'emergenza del Veneto, parlando del Veneto. E noi riteniamo che sia totalmente insufficiente,
stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti con tutti per ascoltare queste cose e tutti concordano in questa cosa, insomma è evidente che passato il momento di dichiarazione, lo dico alle persone a casa che magari non ci hanno pensato, ma finito il periodo di emergenza, quando si dirà si può uscire di casa, mettiamo così, e ci daranno anche magari, vedendo cosa è successo in Cina, magari qualche prescrizione in più, la mascherina, la distanza, tanti che sono chiusi in casa, proprio chiusi completamente da 40 giorni, avranno anche paura di entrare in contatto con gli altri, per cui immagino che sarà anche un periodo realisticamente complesso, nei rapporti, non è immediato per tanti... cioè, è evidente che non arrivano i turisti. Cioè, oggi la pandemia è stata dichiarata fino al 31 luglio, non so se verrà chiusa prima, cioè, faccio fatica a pensarlo, le compagnie aeree ricominceranno a muoversi quando i loro stati usciranno da questa situazione e gli Stati Uniti abbiamo visto ci stanno entrando adesso insomma, in maniera abbastanza drammatica, per cui nella realtà si sono bloccati i traffici, i viaggi in tutto il mondo e credo che quando si riparta che c'è tutta questa voglia di attraversare il mondo, andare. Per cui difficile fare previsioni, ma è evidente che noi abbiamo il mese di maggio e di giugno pessimo. Per pessimo intendo dire, insomma, non c'è la clientela, non c'è quel tipo di persona che viene da tutto il mondo, americani, giapponesi, arabi e quant'altro, che vengono normalmente a Venezia. Questa filiera è ridotta in ginocchio. E allora sto chiedendo, adesso noi stiamo raccogliendo queste sensazioni per raccontare che cosa il governo può capire e può fare, anche di cose che magari possono essere messe all'interno di un provvedimento di rilancio Italia, dove alla filiera turistica, che per tanti anni ha dato un gettito importante, straordinariamente rilevante allo Stato, oggi deve essere sostenuta per almeno 12 mesi. Noi pensiamo che i numeri più decenti, magari con un turismo diverso, magari è l'occasione che ci danno le possibilità in qualche modo di contingentare o di avere qualche potere operativo sulla quantità, sulla qualità, per cui bloccare un po' la quantità e aumentare la qualità. Per qualità non si intende persone più ricche, si intende persone più disponibili a restare per un periodo più lungo in una città, di avere più rispetto della vita della città, di essere più, diciamo, e magari mettiamo qualche piccola norma anche noi del comune per fare, non so, magari qualche comitiva un po' più piccola, per favorire, ho sentito l'idea, no, ne abbiamo parlato anche oggi, appoggio pienamente l'idea di trasferire e trasformare dove possibile gli alloggi turistici vengano dati agli studenti piuttosto che ai residenti. Sono totalmente d'accordo, perché oggi abbiamo parlato con alcune persone che rappresentano appunto proprietari di immobili turistici o anche no. Noi pensiamo sia un'ottima idea, per cui anche il comune è disposto a fare un fondo per dare un piccolo aiuto nel caso in cui ci dovessero essere queste trasformazioni, capire, cioè vogliamo essere presenti. È chiaro che anche lì magari facciamo questa cosa anche in via sperimentale su delle zone particolarmente pregiate del centro storico, dove però l'accordo deve essere che se però non paghi l'affitto poi vai via. Non è che ti approfitti di questi accordi, poi stai dentro e poi magari chiami l'agenzia sociale della casa e ti prendi l'immobile, perché è chiaro che questa roba qua non riuscirebbe a chiudere il cerchio. Però noi siamo totalmente d'accordo. Abbiamo sempre detto che le piattaforme oppure il fai da te nell'affitto ha rovinato la città. Siamo convintissimi, abbiamo dichiarato, noi siamo quelli che non hanno fatto l'accordo con il B&B, con la piattaforma Airbnb. Cioè hanno chiesto di fare cose forfettarie, ho detto no, pagate le tasse di soggiorno come le pagano gli altri, vogliamo sapere i nomi che vengono, dobbiamo rendicontare e controllare per tutto il problema come si dice, dell'antiterrorismo. Adesso aggiungiamo, oggi sono uscite delle idee molto, molto belle sulla certificazione anche igienica, no? Dei locali, dei trasporti, possono essere tutte cose che nascono dal basso, dai discorsi, dai dialoghi. Abbiamo veramente pacchi di idee che le categorie e gli operatori ci stanno dando. Anche stiamo cercando di portare avanti un'idea di unità tra le persone che lavorano e saranno persone, tra l'altro, le persone più colpite, quelle che hanno reddito zero. È per quello che speriamo che il governo ci ascolti. Venezia vuol diventare proprio la capolista
la capolista di un'idea che scriviamo, che stiamo scrivendo, di proposta economica per affrontare dentro la crisi del turismo. Perché non può essere che tu dai la possibilità a uno di detrarci il 60% dell'affitto per 13 settimane di crisi, se poi sei in crisi ancora. E poi non può essere che lo dai solo a chi ha un affitto su un immobile C1 e magari perché deve essere accatastato in C1, perché se è in C2 questo non se è un'altra cosa, se è un magazzino per un banchetto non va bene, se è un negozio piuttosto che non ha senso. Poi devi considerare anche che certe attività hanno l'affitto d'azienda, non l'affitto dell'immobile, per cui almeno calcola all'interno dell'affitto d'azienda quanto vale l'affitto dell'immobile, quantomeno per rendere univoche i provvedimenti. Abbiamo chiesto di avere un'interlocuzione per poter rappresentare questo, nessuno ci ha chiamato, non ci hanno dato nulla, dalla mascherina niente, noi continuiamo ad andare avanti a fare proposte, adesso stiamo elaborando questo documento assieme alle categorie, anche i sindaci che ho sentito domenica, ringrazio, che sono messi in videoconferenza, anche a loro manderemo le proposte che noi abbiamo presentato come giunta e poi sono state approvate all'unanimità dal Consiglio Comunale, le mandiamo anche a loro, le sottoscriviamo insieme, le agganciamo con le proposte che vengono per gestire invece la crisi dei privati, profonda anche quella, assieme stiamo facendo proposte, ma oggi non è arrivato nulla. Settore turismo, filiera turistica e soprattutto enti locali. Attenzione che in mezzo ci stanno le aziende di trasporti e delle pulizie, perché la città deve restare pulita, deve restare infrastrutturata. Stiamo dicendo, non so se è educato, se sto usando un modo giusto, un tono giusto. Faccia questa cioè lo dico così, però io penso che dobbiamo salvarci tutti, devono salvarsi tutte le persone. Ecco, questo è esattamente il punto della situazione. Credo che ci sarà modo, adesso stiamo scrivendo, ho chiesto a diverse persone insomma, di darmi una mano, ci stanno mandando i primi elaborati, li racconteremo, li spiegheremo. Lavoro che devo dire anche prezioso perché si incontrano persone, si sentono idee, si creano rapporti interpersonali, si approfondiscono, si migliorano. In momenti di difficoltà si vede la qualità della classe dirigente di un paese, di una città. Ecco, io da questo punto di vista qua ho buone sensazioni. Purtroppo devo dire i prossimi 2 mesi, io maggio-giugno li vedo proprio come un tunnel nel buio per la filiera turistica e dico a tutti quanti organizziamoci con calma, elaboriamo sta cosa, stiamo tranquilli, sistemiamo, magari facciamo qualche lavoro, adesso apriremo un tavolo per gli affitti in maniera tale da vedere se riusciamo, tanti privati si sono già più o meno organizzati, noi faremo la nostra parte, lo dichiaro già, stiamo preparando una delibera economica che metta giù una serie di cose. Sugli affitti dell'IPAB non possiamo imporre, perché dipende il tipo di attività di bilancio che ha l'IPAB stessa, sono attività legate anche proprio alla sostenibilità sociale, bisogna vedere che cosa i loro bilanci consentono di fare, però sicuramente perché noi non possiamo sostituirci per legge, perché rischiamo il danno erariale, per cui in certi casi diciamo al governo, ma se noi riusciamo a togliere certe incombenze come sui plateatici nei periodi in cui non c'è l'utilizzo, tu mi consenti di usare soldi miei e poi non mi vai a farmi una causa per danno erariale perché io dovevo chiedere i soldi a queste persone che non hanno guadagnato niente. Ecco, io penso che queste siano norme che si possono mettere tranquillamente. Noi i provvedimenti li leggiamo quando arrivano, li leggiamo dopo che sono stati già elaborati e fatti. Questo è il modo come si sta ragionando. Anche i 400 miliardi, detto che non c'è un testo, per cui non voglio commentare nello specifico un testo che non c'è, però ci stanno dicendo siete autorizzati a far debito. Cioè un conto è che tu mi garantisci un debito 25.000 euro su aziende piccole, posso andare benissimo come cifre, 25, non so, in base al rapporto su aziende piccole, ma me lo devi garantire per 20 anni, se devo pagarmelo, almeno dammelo lungo, cioè che non devo pensarci, perché in questo momento è così. Poi dice c'è la garanzia dello Stato, ma la domanda è, ma se un privato non paga quei 25.000 euro, li paga direttamente lo Stato? Oppure succede che la banca si rivale prima su di te e poi se tu non sei fallito, la banca allora a quel punto là chiede allo Stato? Perché da quello che ho capito io, su 400 miliardi che vengono messi in circolazione e vengono sbandierati, lo Stato realmente ne ha messi 2 o 3. Allora, io chiedo solo di capire per poter spiegare ai cittadini, poi uno si fa le sue robe, cioè non mi pare di fare un discorso polemico che siamo stati totalmente obbedienti su tutto siamo obbedienti. Dico,
stanno preparando uno sviluppo Italia, anche qui, gigantesco. Speriamo si ricordino i comuni, perché noi continuiamo a comprarci le mascherine, continuiamo a mandare avanti le cose, non sappiamo nulla. E non sapere nulla vuol dire non sappiamo cosa dire ai cittadini. Io non so ancora oggi se martedì qualche azienda comincerà a aprire. Dicono, si sente, si capisce, si intuisce, ma non si sa chi, non si capisce che filiere, magari sarebbe il caso di dirle queste cose. Cioè bisogna cominciare a pensare che questa cosa piano piano va un po' programmata. Comunque insomma, io penso che dovremmo prepararci a un periodo complicato, dobbiamo essere molto flessibili. Dico a tutti quanti che siete a casa, so che ci sono persone che si svegliano e piangono di notte, io dico a queste persone, sappiate, noi ci siamo qua, non andiamo da nessuna parte, siamo qui, finché ci sarà l'emergenza io cercherò di trovare questo momento di stare qui a dire le cose che sento, o abbiamo telefonate, persone che hanno anche difficoltà particolari, lo 041, ripeto il numero, sta funzionando benissimo, le persone, ringrazio tutti i nostri operatori e operatrici di più perché sono operatori che sinceramente fanno un lavoro che è anche sociale, perché è vero che do risposta a un'informazione, a una domanda, è anche vero però che sono presente e lì vanno proprio anche sul posto, per cui grazie a tutti i volontari che si stanno attivando perché domani cominceremo la distribuzione dei buoni e lì la protezione civile non ce la faceva più, fa sindaco, abbiamo 80 persone, stanno portando i pasti, stanno andando da quelli che sono i quarantenati, portano le mascherine, io non so come ringraziarli, loro, tutti i ragazzi, anche adesso i marinai d'Italia sono messi a darci una mano nei mercati, fuori mercati, a dare i guanti, le mascherine, pur di tenere aperti i mercati, stiamo facendo i salti mortali con la polizia locale. Stiamo andando avanti tutta questa roba qua perché la gente possa, a parte che continuare ad alimentarsi, che possa essere distribuito. Insomma, è anche un'occasione per partecipare. Poi mi chiamano persone che non possono uscire, ma che dicono, ma io voglio elaborare un progetto. Oggi parlavo con una persona a me cara, ha detto, io voglio elaborare un progetto su questa cosa del turismo nuovo in centro storico. Ho detto, magari, coinvolgi chi vuoi. L'importante è che effettivamente riusciamo a comprendere che insieme si vince tutti, insieme si perde tutti e si vince in tutti. Così è almeno il mio modo di pensare, insomma. Ecco, qui abbiamo in effetti un video con gli uomini e donne della Guardia Costiera Ausiliaria che voglio ringraziare perché ci hanno aiutato tanto. Grazie per essersi messi a disposizione e vediamo il video. Attualmente abbiamo circa 20 volontari impegnati in affiancamento ai volontari della Croce Rossa per la consegna dei medicinali presso le famiglie che non possono muoversi da casa. Poi assieme alla Protezione Civile stiamo distribuendo le mascherine nelle varie isole della laguna di Venezia, siamo impegnati attualmente fino a sabato al mercato di Rialto del pesce e della frutta di Venezia e saremo impegnati anche venerdì e sabato al mercato invece coperto di Mestre per la distribuzione delle mascherine e dei guanti alle persone che devono accedere a questi mercati. Noi principalmente la Guardia Costiera Ausiliaria è presente nei maggiori porti italiani, è stata costituita negli anni 2000 e di solito usciamo su indicazioni della Capitaneria di Porto o delle autorità competenti tipo il Comune di Venezia. Noi abbiamo un protocollo di emergenza entro massimo 2 ore, noi dobbiamo essere operativi, abbiamo pertanto sempre del personale a disposizione. Sì, grazie agli uomini e alle donne della Guardia Costiera volontaria e ausiliaria, perché da volontari ci stanno dando una grossa mano, perché portano poi tutte le attrezzature in giro per le isole, insomma sono un contributo importante. Avete visto prima c'era anche la zona dove siamo noi qui, perché qui carichiamo, abbiamo fatto un po' un centro di raccolta dell'emergenza e stiamo lavorando, oltre che per dare informazioni, anche proprio per accogliere persone, accogliere merce e poi la distribuiamo. Qui abbiamo anche la sede della polizia, per cui insomma nel frattempo stiamo finendo di scavare la darsena appunto delle barche della polizia, un po' alla volta, insomma ci sarà con calma, ma ce la facciamo. Ecco, tema del lavoro, sempre per essere in coerenza, ma per dire insomma che quello che dicevo non è una cosa così strampalata.
In generale noi abbiamo questo rapporto, è uscito ieri dell'ONU, che dice proprio come questa epidemia costerà tantissimo, cioè si parla di 195 milioni di posti di lavoro nel mondo, insomma. I settori a rischio, i lavoratori dei settori a rischio sono più di 1 miliardo, per dire che il ragionamento sul movimento delle persone è molto ampio, per cui noi non abbiamo possibilità, per quanto faremo un piano di grande rilancio che partirà probabilmente da settembre, ma noi non abbiamo possibilità di incidere sulla mobilità delle persone del mondo, perché ecco, bisogna avere il senso e dire le cose come sono. Ecco perché dico dobbiamo tirare sul bavero, cominciare a ragionare su come passare la nottata. Sì, speriamo e lavoreremo per avere anche un movimento locale. Pensate a Venezia, sì, e poi c'è tutto il litorale sta avendo dei danni altrettanto gravi perché è il cuore della stagione anche per loro, insomma, per cui dovremmo per forza estendere, quando dicevo la cassa integrazione, cioè assolutamente, parliamo che soltanto il settore delle compagnie aeree parla di 25 milioni di disoccupati, questo è un rapporto ufficiale, cioè, e poi dobbiamo avere la capacità, una volta che abbiamo identificato, e noi lo stiamo facendo con un progetto dal basso, lo facciamo con la trasparenza, l'abbiamo fatto per gli aiuti delle alluvioni, dalla prossima settimana annuncio che chi ha chiuso le pratiche, venerdì lo spieghiamo magari meglio, più pubblicamente, ma insomma, dalla prossima settimana chi ha chiuso le pratiche ci ha portato tutto, comincerà ad avere i rimborsi in banca. E per il resto adesso facciamo il decreto venerdì per certificare anche quelle che sono le modalità per avere i rimborsi. Però è chiaro che tutto questo può aiutarci a migliorare la città. Adesso partiranno nei prossimi giorni più di 40 milioni di lavori per sistemare isole, muri, muretti, tutto quello che è venuto giù. Ho fatto un elenco, magari domani con calma lo rileggiamo quell'elenco. Se è possibile lo facciamo per slide, per argomenti, potremmo metterlo per soggetto attuatore. Quello che ho letto ieri, che poi è difficile, ma magari lo spieghiamo, può darsi che riusciamo anche a aggregare qualche foto del disastro, perché tanta roba, noi più di 16 milioni li abbiamo già messi nel ripristino, quello immediato, che avete visto, insomma, i pontili, la roba che è andata giù, perché sennò la città sta in ginocchio. Adesso ci sono più di 40 milioni di lavori pubblici questi che partono, e sono oro per questo periodo qua. Però un po' questo, un po' il fermo dell'attività, se qualcuno ha la possibilità di mettere a posto qualcosa, può essere che sia l'occasione giusta, insomma, perché questo è quello che nel mondo ci arriva e la cosa più importante è quello di non lasciare indietro nessuno, insomma, che è quello che continuo a dire. I consulenti al lavoro ci mandano un comunicato che conferma esattamente conferma le mie preoccupazioni su come sono stati scritti i decreti, insomma. Qua c'è scritto allarme e cassa integrazione e il comunicato è questo, cioè, insomma, la gente un po' lo sa, lo spiego per dire che potrebbero trovare un sistema un po' più veloce. Il sito dell'INPS è paralizzato, i consulenti di lavoro devono caricare, consulenti di lavoro, le aziende in generale, chi si segue la contabilità del personale, deve inserire a video dentro il programma il nome, il numero di lavoratori, eccetera, perché l'INPS poi possa pagare, con una procedura che francamente è arcaica, il sito è tutto ingolfato, ci sono orari diversi, insomma, adesso non sto a entrare, ma il comunicato di consulenti di lavoro dice semplificate, mandate i soldi direttamente a questi lavoratori, perché sennò gli annunci non stanno. Noi siamo qua a disposizione, qualcosina di queste robe anche ne capiamo, se qualcuno vuole avere qualche informazione, soprattutto legato a qualcosa che il governo possa fare, dobbiamo prendere l'occasione, lo dico al governo, per fare una sburocratizzazione dello Stato. Oggi non è soltanto questione di dove troviamo i soldi, se l'Europa, i tedeschi, sì, sicuramente è fondamentale questa partita, però poi deve essere anche, prendiamo l'occasione per avvicinare di più, intanto le strumentalizzazioni, cioè gli strumenti anche di forza e di leva vicino ai cittadini. Per cui se dobbiamo ragionare di limitazioni o di regolamenti sul turismo, devono essere dati a Venezia, vengono dati al sindaco di Venezia. Cioè non puoi continuare a fare provvedimenti nazionali che valgono per tutti se non hai la capacità di rendere locale queste cose. Quindi secondo me alcune robe potrebbero essere messe, non costano niente. Sburocratizzare vuol dire rendere semplice, comprensibile,
l'attività che noi stiamo facendo sui buoni, come l'abbiamo fatta sui rimborsi, la trovate completamente a video sul sito Dime. Questo è un sistema, è un esempio di come facciamo ed è tutto tracciato. Poi hai tutti i rendiconti, noi abbiamo le percentuali, guardiamo le zone, cioè è tutto immediato e costa pochissimo. Ecco, si chiama modalità trasparente, è una questione di... Ecco, qui abbiamo il sito di Dime, se andate dentro trovate i servizi, trovate, ecco qua ci sono i servizi di consegna a domicilio, l'adesione dei buoni spesa, ecco per esempio adesione esercizi dei buoni spesa, qua faccio un appello, se ci sono esercenti, anche piccoli esercenti, commercianti, quello che volete, del Comune di Venezia, schiacciate questo pulsante, adesioni, esercizi, buoni spesa, e accettate, schiaccialo un po' che c'è un documento, eccolo qua, che è l'esercizio commerciale adesione buoni spesa, cioè che accettate appunto di accettare i buoni spesa che arriveranno. Qui si scarica il testo, ecco qui si può scaricare il testo della convenzione, l'esercente scarica il testo della convenzione, ce lo firma e noi lo inseriamo nell'elenco dei negozi dove i buoni spesa che stiamo portando in giro possono essere consumati, possono essere dati. È chiaro che più esercenti scrivono, più facilitiamo l'operazione di persone magari che non possono muoversi troppo, di poter fare la spesa, insomma, stiamo parlando di una situazione di emergenza, evidentemente durerà 2 mesi, voi ritirate i buoni, dico all'esercente, ritirate i buoni, questo accordo vi garantisce che il comune vi liquida i soldi, ogni fine mese vi dà i soldi dei buoni che ci consegnate, in maniera tale che così siamo sicuri. Questo è chiunque voglia farlo. E poi c'è sempre sul sito Dime la possibilità di invece di segnarsi per chi porta la spesa a casa o porta le provviste a casa delle persone che ordinano. Sta andando molto bene, tra l'altro. Dico a tutti, guardate, dico ai commercianti, guardate che questo non sarà un canale che verrà chiuso dopo, vedrete? Vi converrà tenerlo aperto perché tanti su questo stanno immaginando un futuro molto più ampio di quello che è oggi addirittura. Questa è una delle cose che resterà probabilmente nella memoria positiva del coronavirus, cioè ha sbloccato la famosa e-commerce che io e qualche amico tanti anni fa pensavamo sarebbe scoppiata, sarebbe esplosa, e invece è esplosa solo una bolla speculativa, ma non si è fatto niente. Stavolta invece, anche grazie alle reti che sono state nel frattempo infrastrutturate e migliorate, chiaramente è possibile fare questo. Qui si può trovare di tutto, adesso siamo arrivati, non mi ricordo a quanti esercizi, insomma, quasi 300, insomma. Però ecco, quello che ci mancherebbe, lo dico, sono i vivaisti. I vivaisti sono quelli che vendono le piantine, fiori o piante da orto, che erano aperti fino a venerdì, per cui sono stati chiusi col decreto e tanta gente andava a prendersi le piantine per fare l'orto. L'orto deve essere dentro casa, non può essere un orto da un'altra parte. Allora, se questi mi ascoltano, questi vivaisti, si iscrivano a questo portale. Qui c'è su Dime, vanno dentro, scrivono dentro il loro indirizzo e portano le piantine a casa, se no le buttate via. Cioè, adesso non so quanto dureranno queste chiusure, però per voi ci sono quelli di fiori che hanno buttato via tutto, è stato un disastro. Il settore vivaistico è stato veramente un floro vivaistico, è stato penalizzato tantissimo, è il periodo di altissima stagione per loro. Se in questo ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando, pensi a fare una vendita a domicilio, perché questa lo potete fare e c'è un pubblico enorme che accetterebbe. Uno deve comprarsi piantine di melanzane, delle zucchine, dei pomodori, se è il momento di piantarli, se è casa, tutti quanti, gli portate a casa, fate un giro, vi organizzate le consegne, furgoncino, mettete i pianali e portate a casa le piantine, poi fate un altro giro e continuate tutto il giorno e scaricate invece che buttare via la roba. E fra un po' veramente si butta via. L'agricoltura è stata veramente pestata, è uno dei settori che si è lasciato, giustamente ovviamente, che si possa continuare a lavorare, perché in mezzo ai campi stavano seminando, lavorando, potando, eccetera. Il prezzo del vino è crollato perché non essendoci i bar, non essendoci l'esportazione, i prezzi scendono, la speculazione su questo semplicemente si chiama mercato, purtroppo non c'è la domanda, per cui adesso ci sono gli asparagi sui campi e non c'erano gli operai per andarli a raccogliere perché la manodopera dell'est che arrivava non c'è.
ci sono persone che prendono il reddito di cittadinanza, 800.000 in Italia, però continuano a mancare 300.000 lavoratori, cioè non so, è una questione del governo, decidono loro. Continuiamo così, adesso non facciamo più il reddito di cittadinanza, facciamo il reddito universale, soldi a tutti. E dopo domandiamo ai tedeschi di garantirci il debito. Non credo che i tedeschi, cioè, al manco stiamo zitti, quantomeno. Cioè, dobbiamo dire, sì, noi ci facciamo aiutare dall'Europa, sì, io sono uno di quelli che ha scritto, non siete generosi, no? Alcuni tedeschi, alcuni olandesi, siete troppo rigidi, noi italiani, io sono un orgoglioso italiano. Dopo che mi giro e dico, sì, però non è che ti puoi prendere 700 euro del reddito di cittadinanza e poi cerchiamo gli operai in agricoltura, non ci sono e assieme a roba marcire nei campi. Adesso sta roba, cioè, al governo dicono, avete fatto i navigator. E che fai una telefonata che dice, scusa signor Luigi Brugnano, lei prende il reddito di cittadinanza, gentilmente mi va a raccogliere gli asparagi, mi va a tirare la sua frutta, cioè, non so. Vabbè, mi sembra di buon senso, però io insisto che queste robe qua vanno fatte. Può darsi che questa crisi magari accenda qualche coscienza, accenda qualche luce. Siamo anche a Pasqua, siamo alla resurrezione. Vabbè. Il solito rendiconto, il monitoraggio della polizia locale sui controlli per il Covid-19. Ieri abbiamo controllato 495 persone. Qualcuno si è lamentato che stiamo facendo troppi controlli. No, i controlli dobbiamo farli per legge, è normale che sia così. Ricordatevi che adesso si entra in tutti gli uffici, in tutti i negozi, nei mercati e anche negli autobus, nei battelli e nel tram, con la mascherina e i guanti, da ordinanza regionale. Per cui vi prego, così funziona, così è, distanza deve essere almeno di 1 metro sempre, se siete più meglio. Se per caso c'è qualche ragazzo che ha problemi di autismo con certificato che gli rilascia il medico dell'ASL o problemi di altro genere che creano disturbo al bambino stare dentro, che ha problemi e ha il certificato del suo medico, sono persone, ragazzi che sono veramente speciali, si può dire, insieme un accompagnatore possono uscire vicino a casa a fare una passeggiata, però devono avere le autorizzazioni e le certificazioni specifiche. Poi si può andare a fare la spesa con un bambino, sì, se non sai dove lasciarlo, non è che uno va a fare la gita. Bisogna tenere duro. Un'altra, io penso, attualmente è fino a lunedì di Pasquetta. Ricordo a tutti che domenica e lunedì i negozi sono tutti chiusi. Penso, non ho avvisaglie, che si farà una proroga delle chiusure per una o 2 settimane almeno, ma questo è un penso. Appena so qualcosa, tanto lo vediamo che dai telegiornali, ne prendiamo atto. Noi giustamente continuiamo a fare i controlli. Dicevo che siamo dei soldati da questo punto di vista. Abbiamo controllato 495 persone ieri, su un totale di 3.790. Abbiamo sanzionato 19 persone, siamo arrivati a aver fatto denunce penali per 60 persone, 204 sono state quelle a cui abbiamo elevato contravvenzioni. Abbiamo ieri controllato 41 attività o esercizi commerciali per un totale fino adesso di 644 esercizi e abbiamo elevato sanzioni in 6 occasioni. E abbiamo anche chiuso, da quando facciamo l'attività amministrativa, le verifiche sul Covid, 2 esercizi. Uno aveva aperto perché non aveva il titolo, però ha detto ma io faccio lo stesso. E un altro che mi ha detto no, anche no. Dovrebbe esserci un video sulla sanificazione e le pulizie in città. Vogliamo continuare a ringraziare Veritas e tutti gli uomini, tutto il coordinamento, perché per fare questi lavori non è semplicemente, bisogna riorganizzare tutta quanta la macchina, vale per Veritas, vale per la CTV, ma vale in generale per tutto. Adesso nei prossimi giorni aggiorneremo un po' sulla situazione del Casinò, che è chiuso, tutti in cassa integrazione, non è facile, guardate, non è facile, per cui dico solo una pillola per aggiornare. Lo stesso vale per la Fenice, anche lì daremo delle cose di aggiornamento, lo stesso per i musei civici. Cioè è dura per tutti, c'è poco da fare, però stiamo seguendo con le loro organizzazioni, stiamo aspettando che ci siano dei provvedimenti, siamo preoccupati per questi silenzi, insomma, questo sì, però fiduciosi che alla fine l'acqua sbusa la roccia e arriva qualcosa, ecco, per cui sono convinto che poi alla fine
insomma, capiranno che devono allungare, che devono coprire, vedremo un po', insomma, speriamo che i sindacati, ho fatto un incontro anche l'altro giorno, sono totalmente allineati su questo punto, per cui sono fiducioso, insomma, che si possa capire. C'è un video? Partiamo col video. Per essere foto che fanno loro stessi, allora diciamo sono un po' esperti perché è da settembre che io gli chiedo tutte le sere, le mattine mi mandano, quando ho finito il turno mi mandano un po' tutte le fotografie perché volevo vederle, ma è da settembre che va avanti così, sia in centro storico e isole, sia anche nella terraferma. Devo dire però che ci sono, per essere foto fatte con i telefonini, fatte così tra di noi, insomma sono pregevoli e chissà che poi un giorno non facciamo anche qua un albo di questa cosa, perché io mi ricordo di averle pubblicate ben prima addirittura del Covid, cioè eravamo già che pulivamo e mettevamo in ordine la città ben prima. Questo ci ha avvantaggiato molto, insomma, perché poi abbiamo semplicemente aggiunto qualche spalleggiato, abbiamo messo qualche prodotto, eccetera. Però insomma, grazie a sti ragazzi, veramente gente tosta. Ecco, abbiamo un altro video interessante, bello, di un'iniziativa che è un'iniziativa della pizzeria da Piero e del basket Favaro, e per cui grazie Piero Tabuio e Ugo Battistelli per la donazione. Questa consegna che è avvenuta tramite l'assessore Venturini di oggi è di 800 colombe alle case di riposo pubbliche di Venezia. Abbiamo un video, non so se c'è la consegna o un video della... Comunque grazie ragazzi, tutti amici, ecco qua. Allora siamo qui oggi per ringraziare Ugo e Piero e tutto il gruppo che ha reso possibile questa importante donazione. Sono 800 colombe che verranno distribuite a tutti quanti gli ospiti delle residenze IPAV del Comune di Venezia. È un gesto importante che va al di là della sola colomba, ma vuole significare una vicinanza della cittadinanza, della collettività ai nostri anziani che in questi giorni purtroppo vivono privi di quella visita, di quel calore familiare che erano soliti avere con le visite dei nipotini, dei figli, del marito, della moglie. Purtroppo per queste ragioni, insomma, che tutti conoscete, non è possibile effettuare visite, le strutture sono chiuse, però ecco così un pezzo di città riesce ad arrivare comunque a loro. È un gesto pieno di calore umano, è un gesto di grande generosità e voglio ringraziare davvero Ugo e Piero e tutto il gruppo che ha reso possibile questo, perché questa coccola che fanno i nostri anziani ha un significato molto molto profondo. Allora, noi sicuramente ringraziamo la Bauli perché ci ha dato l'opportunità di poter donare a chi ha più bisogno nel nostro territorio questi prodotti. Sicuramente loro sono in sofferenza come tutti noi ovviamente, però loro cercano comunque di far sì che questo non sia possibile anche a tutta la popolazione, quindi abbiamo potuto donare grazie alla parrocchia Sant'Andrea sia alle case di riposo sia ai carabinieri, vigili, polizia. Gli obiettivi di un'associazione sportiva sono quelli di tenere insieme i ragazzi e socializzare. Noi riteniamo che anche questa iniziativa serve per far sì che le associazioni sportive siano al servizio del territorio quando ce n'è bisogno, e come in questo caso la Pallacanestro Favaro
è sempre disponibile ad aiutare chi ne ha bisogno. La rete della solidarietà ci dimostra ancora una volta che è sempre presente e attenta soprattutto alle case di riposo. Sì, in effetti le case di riposo sono all'ordine del giorno di tutte le mattine. Noi la mattina facciamo il gruppo di coordinamento con una ventina di direttori delle varie divisioni del comune, ovviamente sempre in videoconferenza, insomma, qua da questa centrale, e tutte le mattine siamo con Luigi Polesel e con tutti quanti i responsabili delle case di riposo che vengono seguite dalle nostre IPAB. Per fortuna abbiamo la situazione sotto controllo, ma la seguiamo giorno per giorno, lavoriamo con grande attenzione, con grande disponibilità nei confronti seguiamo molto, insomma, le azioni anche della regione, dell'ASL, li pressiamo molto, in qualche modo gli chiediamo scusa, ma abbiamo un ottimo rapporto, ci stanno aiutando appunto per fare delle cose che, soprattutto i tamponi, le analisi, eccetera, per seguire i nostri signori ospiti e signore ospiti che ci guardano da casa, perché le salutiamo. Ecco, queste sono le colombe per Pasqua, sappiamo che non sono i nipotini, non sono i figli, insomma, che sarebbero, però è un segnale. E poi voglio ringraziare queste persone qua, chi dirige le case di riposo, tutti gli OS che sono dentro, tutti gli infermieri, un lavoro veramente immane. Vogliamo con questo gesto, ringraziamo in questo caso Piero e anche Ugo, Piero Ugo Battistelli, tra l'altro il Basket Favaro assieme ad altre associazioni, poi lo diremo, da domani cominceranno a fare la consegna dei buoni, ci aiutano perché, ripeto, il Protezione Civile non ce la faceva. Abbiamo lanciato questa richiesta d'aiuto alle varie associazioni, sono arrivati in tanti, grazie a tutti, grazie poi a chi movimenta la merce nelle isole, una grande famiglia che è bello ricordare, avremo tempo poi di festeggiare tutti insieme, perché insomma quando sarà finita sarà ancora più bello. Ecco, una notizia che mi dispiace dare, ma devo dare, abbiamo deciso di rinviare la festa del premio di San Marco il 25 aprile. Io ci ho sempre tenuto tanto, questa era l'immagine penso dell'anno scorso, perché credo sia importante ricordarsi di tutti gli eroi di questa città. Quest'anno avremmo avuto tutte le persone che ci avevano dato una mano sull'alluvione, sull'acqua granda, avremmo avuto una serie di persone che hanno lavorato tutti i giorni per la sicurezza, direttamente con le stellette, ma anche gruppi di volontariato, gruppi di associazioni di cittadini. Avremmo voluto premiare commercianti, ma anche gruppi di associazioni culturali che siano distinte per progetti veramente belli, trasparenti, che la città è giusto che conosca e che forse troppo poco ha valorizzato, insomma, in passato. Vogliamo proprio che tutti quanti siano interni. Io non smetterò mai di ringraziare la Procura della Repubblica e il Tribunale per l'attività sempre molto, molto attenta che fa e che ci dà questa serenità, insomma, di essere all'interno di questa organizzazione. Il prefetto che continua a presiedere l'unità di sicurezza. Anche qui abbiamo continuamente vicinanze con tutte le istituzioni della città. Io ringrazio le istituzioni perché anche loro sono in prima linea. Ovviamente lo spazio è sempre per gli altri, ma è giusto dire grazie a quei magistrati e a quelle persone che, oltre a rischiare la vita, ci danno anche un contributo importante in termini di entusiasmo, insomma, di affetto. Per cui grazie. Ecco, per cui il premio l'abbiamo deciso di rinviarlo a data da destinarsi. È stata come la scelta sofferta di rinviare il salone nautico, come sapete è stato rinviato. Sulla Sensa, oggi mi è stato chiesto e stiamo ancora cercando di capire quali saranno le norme sanitarie in quel momento. Io penso che non è necessario rinviarla, da quello che dico oggi, ma è da vedere perché abbiamo una barca con vogatori vicini, non lo so se e come sarà possibile. Faremo di tutto se è ovviamente nella sicurezza, lo sposalizio del mare e la Sensa, insomma. Ok, io direi che abbiamo quasi finito, farei vedere il video di cosa state facendo a casa. Stavolta tocca agli aquiloti della Reyer, e alla Reyer in particolare dedico un pensiero, spero che nessuno si offenda. La Reyer stava andando bene, è l'unica società planetaria a questo punto, sto scherzando, che può mantenere un titolo per 2 anni, perché restiamo campioni d'Italia, perché sapete che ieri
è stata deciso di chiudere la stagione sportiva. L'unica società che ha vinto qualcosa in Italia, perché abbiamo vinto la Coppa Italia, perché noi una volta abbiamo vinto lo scudetto, poi la Coppa Europea, poi abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno abbiamo vinto la Coppa Italia, il prossimo anno non lo so. Comunque ci proviamo, i ragazzi qua, i nostri giovani, si sono allenati, sono il nostro orgoglio, il nostro futuro, sono anche i vostri figli, per cui insomma ce li godiamo. Possono toglierci le palestre, possono toglierci i palazzetti, possono toglierci i campetti, ma non ci potranno mai togliere l'amore per questo sport. Ciao ragazzi, andrà tutto bene? Ciao ragazzi, come state? In vostra mancanza io mi alleno con i miei 2 splendidi giocatori e non avendo pallina da basket mi alleno con la mia pallina da tennis. Torneremo presto. Non mollare mai e sempre duri duri i banchi. Ricorda, non mollare mai. Torneremo presto a giocare. Quando finirà tutto torneremo ad allenarci più forti di prima. Sono molto grande la mia squadra di Reyer. Mi mancate tanto e con la nostra pazienza e forza riusciremo a superare questa cosa. E quindi forza Reyer, andrà tutto bene! Ci rivedremo presto! Bellissimo. Stavo per chiudere, è arrivato un messaggio da Roma, dalla presidente Ruth Dureghello, che voglio ringraziare, e lo leggete con me in diretta. Grazie Sindaco per il suo pensiero, un abbraccio alla città di Venezia, a cui sono personalmente legata, che questa festa porti serenità su tutti noi. Grazie Presidente, grazie, ricambio di cuore ovviamente i suoi saluti. E noi siamo orgogliosi della comunità ebraica veneziana, l'ho sempre detto e per cui insomma, lo continuo a dire. È un esempio di integrazione vera che a Venezia è funzionato e può essere di esempio per tante altre cose. Direi che adesso, dopo questo momento di emozione, perché come sempre farei partire la sigla. Questo è il numero, ecco il numero, se volete magari WhatsApp o messaggi o cose, o io ho anche qualche racconto mi piacerebbe sentire, magari spiritoso, non sarebbe male. 366 930 959 2. E adesso farei partire la sigla con i bambini, grazie di essere stati qua, noi continuiamo a vederci anche domani, andiamo in replica con questa trasmissione in diretta sia su Facebook che anche su Televenezia. Televenezia è il canale digitale 71 oppure 191 e va in replica, lo vado a memoria, va in replica, dovrei avere il carteo però qua. Andiamo in replica alle 8 di sera, alle 20 e alle 23:30 e poi alle 8 di mattina, tutti i giorni finché ci sarà questa emergenza. Forse il giorno di Pasqua non faremo questa puntata, insomma faremo una cosa diversa, molto più short, più emozionante, vediamo cosa facciamo insomma. E niente, ci vediamo domani, buona salute a tutti.
ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.